Cari amici della Via dei Presepi, ben ritrovati, le tappe continuano, Natale è passato ma noi ci avviciniamo verso fine anno. Siamo a Silea, siamo in compagnia del nostro carissimo amico Marco Torresan, ben ritrovato Marco. Grazie a voi che avete aderito. Buone feste a Grazie, te. grazie. Che dire, raccontaci un attimino, siamo immersi e sommersi da tantissimi presepi. Esatto, abbiamo qui allora presso la mostra di presepi di Silea, l'edizione numero 6. Siamo ben avvolti di 100-110 presepi provenienti da associazioni del territorio, da scuole del territorio e da amici presepisti e appassionati del presepe. Comunque abbiamo dei presepi molto particolari che sono stati portati dai CEOD, dai centri disabili e di associazioni del volontariato in cui la nostra associazione collabora da diversi anni. Non solo a Treviso, ma in tutta la provincia anche di Padova con varie associazioni. Quindi una rassegna inclusiva per tutti. Una rassegna inclusiva perché noi crediamo nel valore del volontariato, nel valore dell'inclusività e di tutti gli amici presepisti che partecipano a questa rassegna di presepi, che io sono anch'io un grande appassionato. Marco, che dire, naturalmente tu da solo tutta questa rassegna non avresti potuto farla, no. Quindi un doveroso ringraziamento a tutti i volontari. Sì. Allora io vi devo ringraziare specialmente Diego, la Silvia Lignana Bellandi, Luciano De Biasi e tanti altri volontari e l'amministrazione comunale di Silea perché mi dà incomodato d'uso questa sala pubblica per svolgere questo evento a livello provinciale ormai. Allora, la mostra è situata presso il Centro Culturale Carlo Tamai, è aperta fino al 7 gennaio, tutti i giorni dalle 9 alle 12, dalle 15 alle 19, 19:30 circa. È situata in via Roma, in centro a Silea. Marco, noi ti ringraziamo ancora, facciamo gli auguri a tutti i telespettatori. Allora, la BS Vivi a Colori e il gruppo Amici del Presepio di Silea vi auguro un felice anno nuovo. E noi ci vediamo alla prossima puntata dove lo scoprirete solo seguendoci. Io e Marco adesso vi auguriamo buone feste e andiamo a farci un giro per questa bellissima rassegna perché davvero lo merita e siete tutti invitati. Grazie mille e buona giornata.